Da oggi sul Sacrario del Grappa sventola anche la bandiera dell'Ungheria assieme a quelle dell'Italia e dell'Austria. Il vessillo di un popolo che qui ha combattuto e sofferto e che rende onore ai tantissimi soldati che su questo monte hanno perso la vita. 23.000 quelli sepolti nel Sacrario, combattenti dei due fronti che riposano assieme, e il luogo della memoria diventa terreno fertile di incontro, di riflessione, di libertà. Qua è stata fatta l'unità d'Italia, sulle spalle e sui destini di centinaia di migliaia di morti. Allora noi siamo qua per onorare quelli che hanno combattuto per l'Italia, ma siccome ognuno combatteva per una bandiera con lo stesso orgoglio, onoriamo anche quelli che hanno combattuto contro di noi. E siamo lieti di aver dato agli ungheresi la possibilità di ricordare i loro morti, che sono stati migliaia e migliaia in queste zone, e di poter vedere sventolare la loro bandiera. Dopo lo scioglimento della monarchia austro-ungarica, una sola nazione, quella austriaca, ha avuto il diritto ad innalzare la propria bandiera, nonostante ci avessero combattuto tantissimi ungheresi che poi di conseguenza hanno perso la vita qua. Noi ci tenevamo molto ad avere questa opportunità e grazie al Ministro e grazie al governo italiano ci è stata data. Ancora una volta sono i soldati che hanno combattuto la Grande Guerra a unire trasversalmente la nostra Europa. Il vessillo ungherese qui testimonia quanto sia ovunque la volontà di ricostruire, la volontà di stare assieme. Il giusto riconoscimento anche alla componente ungarica del esercito austro-ungarico, e quindi che ci sia anche la bandiera ungherese è corretto, così come c'è da tanti anni ormai la bandiera austriaca. Una cerimonia sentita che ha visto la deposizione delle corone d'alloro, prima al monumento ai caduti austro-ungarico, poi a quello italiano. A 105 anni dalla fine del primo conflitto mondiale, l'impegno è quello di mantenere viva la memoria, ha sottolineato il ministro Crosetto, perché sul Monte Grappa si è scritta una delle pagine più importanti della storia italiana. Il Grappa rappresenta il luogo, oltre che sacro alla nostra patria, ma di pace tra i popoli per tutta Europa. Quindi il fatto di andare a ricordare anche eserciti di stati che oggi sono stati indipendenti è un momento bello, e mi auguro che le delegazioni dell'Ungheria siano presenti anche dall'anno prossimo alla prima cerimonia della domenica di agosto.